Acchiappa l'idea! Oggi è tempo di fare un presepe nella palla. Questa è una palla di Natale. Ci faremo un presepe dentro, ma vediamo subito la scheda progetto. Grado di difficoltà 2 su 5. Tempo necessario 1 su 5. Costo del progetto 1,5 su 5. Oltre a questa palla che si apre, ciao palla, e ha qua sopra il gancino per poi diventare una palla d'albero di Natale. Serve una catena di LED. Se li trovate con le batterie sottili, questi sono LED che fanno una luce bianca calda. Poi ci serve una natività. Questa l'ho pagata 4,5 €, che tutto sommato mi sembra un buon prezzo. E poi un po' di sughero, di muschio e di segatura. Ma partiamo subito ritagliando un disco di 9 cm di cartoncino per fare la base della nostra struttura. Adesso andiamo a prendere la corteccia e cerchiamo di costruire una struttura dentro che assomigli alla grotta. Quando abbiamo trovato 3-4 pezzettini di legno che si incastrano nella maniera giusta, bisogna fare una prova per vedere se stanno bene dentro alla nostra palla. Possiamo fissarli in maniera molto temporanea con una puntina di collacaldo, giusto una puntina. Adesso proviamo a vedere, ecco, non ci sta dentro, quindi bisogna un po' ritagliare questa parte qui e anche qua dietro. Perfetto, adesso direi che ci sta abbastanza bene. Possiamo mettere in alcuni punti anche molta colla se sono punti che dopo andremo a coprire con il muschio. Adesso andiamo a fissare le luci sotto al nostro disco. Poi dobbiamo fare un buchino qua sotto in modo da far spuntare il filo dentro alla nostra grotta. Il buco è importante farlo in un punto comodo per poi nascondere il filo, perché vogliamo che le lampadine facciano luce ma non si vedano. E poi adesso facciamo scorrere tutto il filo dall'altra parte. Bene, adesso dobbiamo sistemare questo filo in modo che dopo lo si riesca a incollare e a sistemare dentro. Quindi io lo piego un po' su se stesso. Adesso andiamo a sistemare le luci dentro la nostra grotta schiacciate contro il soffitto. Infine andiamo a fissare gli ultimi contro la parete. Quando siete soddisfatti di come avete sistemato le luci, è giunto il momento di attaccare la struttura alla base. Adesso bisogna mettere un po' di vinagre nel fondo della nostra capanna e poi metterci la segatura sopra. Mettiamo un po' di vinagre anche su tutto il bordo. E andiamo a mettere un po' di segatura anche lungo tutto il bordo. Più segatura! Adesso lasciamo asciugare il tutto almeno un'oretta. Dato che ce l'ho già in casa, ho pensato di aggiungere anche un poco di paglietta. Quando il nostro vinagre si è asciugato, possiamo iniziare a mettere le statuine.
Ecco fatto. Adesso non ci resta che mettere il muschio tutto intorno. Abbiamo quasi finito, non ci resta che inserirla dentro alla palla di Natale. E adesso andiamo a chiudere. Non la possiamo andare a incollare la pallina perché altrimenti non riusciremo poi a accenderla e spegnerla, però direi che non è un problema. Bene, e anche questo progetto è finito, sono soddisfatto un 8 su 10. Sì. E voi fatemi sapere cosa ne pensate con un commento. Se non l'avete fatto, seguite anche il mio nuovissimo profilo Instagram, @l'idea. E anche per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao! Direi che posso dichiarare un botto di R.